Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi parleremo del post partita e di questi ultimi minuti di Lazio-Inter. Rivediamo il giallo e il rosso dato a Sensi, da subentrato si è fatto pure espellere, da subentrato si è fatto pure espellere, intanto il giallo per Patrick. Dico, questa partita comunque è stata buona, intanto calcio d'angolo per la Lazio. C'è Milinkovic-Savic in mezzo che parla con Barella. Allora, due espulsi, Immobile ha fatto una manata incredibile, fallosissima sul giocatore. E poi il rosso sia per Immobile sia per Sensi ci sta. Poi voglio dirvi, il gol di Milinkovic-Savic è scatenato da una ripartenza e poi un colpo di testa. Comunque intanto l'Inter in attacco, aspettate, sbaglia, la riprende l'Inter in area di rigore. Vabbè, continua a parlare. Comunque il gol di Milinkovic su una ripartenza che poi si è trasformata in un'azione più lenta, un cross in mezzo che alla fine è andato a segnare Milinkovic. E il primo gol, quello di Lautaro Martinez, ci ha messo il fisico contro il difensore, anche se il difensore aveva più fisico di lui, alla fine mette un calcio potente che Stracoscia devia solo in rete. 4 minuti di recupero intanto. E volevo dirvi, oltretutto, c'è stato Radu che non si è sentito bene, ha sentito un fastidio alla gamba ed è dovuto uscire. Quindi pure la Lazio ha avuto difficoltà, anzi la Lazio ha avuto più difficoltà perché ha avuto una sostituzione in meno perché una era costretto a fare il cambio. Poi qua c'è stato un errore di Inzaghi perché lui non poteva sapere che veniva espulso Sensi. Però in senso, no, senso, comunque volevo dire, ha inserito tutti i difensori, pure quelli più scarsi, per fare pareggio. E ora sta in campo con 5 difensori per segnare. Se deve vincere, mo, non può perché ha più probabilità che vince l'Inter. Perché in questo 2 minuti e mezzo che mancano, l'Inter ha i giocatori giusti, ma perché è stato espulso un centrocampista, ha i giocatori giusti per attaccare e vincerla. Invece la Lazio ha inserito i difensori, altri due difensori oltre a quei tre che aveva, e quindi ora gioca con cinque difensori, due esterni, due centrocampisti e un attaccante. Eh, E quindi questo è è la formazione della Lazio. E qua intanto il giallo per Barella. Intanto il Benevento sta vincendo 1-0 al 93esimo e il Parma ha vinto 1-0 ufficiale contro l'Hellas Verona, ha vinto 1-0. Il Benevento al 94esimo sta vincendo 1-0 contro il Bologna e qua invece stanno pareggiando Lazio e Inter al 93esimo. Oh, per poco non gli colpiva la testa. Si è abbassato un giocatore della Lazio all'altezza dei piedi per prendere il pallone e un giocatore dell'Inter, Brozovic, l'ha spazzata via. Per poco non gli colpiva la faccia. In Young intanto 35enne che sembra che ha 20 anni da tanto che è forte. È un buon esterno comunque. E intanto 30 secondi alla fine. Ultimo attacco per l'Inter che mette in mezzo, è spinto. Rimessa laterale per l'Inter. Manca poco. Manca l'ultimo secondo. Gli ultimi secondi. Ora c'è cross in mezzo. C'è Lukaku in mezzo che aspetta proprio il cross in mezzo e dire mettetemi
questa palla per segnare. Perché comunque io lo tengo pure a fantacalcio Lukaku. L'ho messo titolare e non vorrei che segnasse, però non ha segnato. 94esimo calcio d'angolo, ultima chance, ultima chance per l'Inter. 94esimo e 10 secondi, è passati il recupero, tutti in mezzo, mezzo il cross in mezzo, tiro, mamma mia che parata, l'ha bloccata pure Luca, Sanchez l'aveva presa e l'aveva messa in mezzo, intanto spazzate il pallone e ancora si continua e finisce così la partita. Ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina e commentate perché io rispondo a tutti i commenti, metto mi piace a tutti i commenti e metto cuoricino a tutti i commenti e quindi questo è tutto ragazzi da Mondo Calcio e di Samu. Ciao ciao!